Noi ci presentiamo per la prima volta come 3 associazioni uniti, siamo una forte rappresentanza del tessuto economico territoriale. Chiediamo al Comune di usare le nostre competenze, le nostre esperienze, tutta la nostra compagine che è ricca di esperienze, di persone che lavorano e conoscono bene la città. Confartigianato Imprese, CNA e Confcommercio Castelfranco Veneto faccia a faccia con 3 dei 5 candidati sindaco della città. Luca Pozzobon, sostenuto dal centrodestra, Maria Ghimenton per la coalizione di centrosinistra e Daniele Manente, sostenuto dalle liste Avanti Castelfranco, Cambiamo Castelfranco e Punto d'incontro. Assenti invece Paolo Ceschini e Diego Giovine. In una piazza Giorgione gremita, le associazioni di categoria a pochi giorni dal voto mettono sul tavolo le richieste per il futuro economico della città. Chiediamo alla nuova amministrazione la possibilità di mettere a terra un tavolo di confronto duraturo per una programmazione attiva. Tra le priorità anche quella di una visione di area vasta con collegamenti non solo all'interno di Castelfranco ma estesi all'intero territorio. Chiediamo soprattutto di poter allargare i confini di Castelfranco alla Castellana. Per noi è molto importante questo termine, che non è una declinazione linguistica ma è una zona estesa dove tutte le attività si intrecciano. Uno sguardo poi ai giovani. Stiamo portando avanti un'attività di informazione, dare informazioni ai ragazzi delle medie e stiamo portando avanti un discorso sull'apprendistato duale, perché crediamo che i giovani assolutamente sono il futuro e il futuro delle aziende dipende assolutamente dai giovani. Dal mondo del commercio la richiesta di mettere al centro i negozi di vicinato, le realtà dei centri storici. Questo è un tema scottante, urgente, gli operatori necessitano un intervento immediato, quindi deve essere una cosa urgente da prendere in mano e da programmare nell'immediato.